Ricette più originali e i migliori consigli per un'estate appetitosa. Ben ritrovati cari amici e bentornati a Radio Chef. Questo mese di settembre, per noi amanti della cucina e delle tradizioni è sicuramente un mese molto molto ricco, e infatti partiamo proprio con Friuli Doc, che parte da questo giovedì. L'inaugurazione sarà questo pomeriggio, come sempre la seguiremo in diretta anche noi di Radio.0, e abbiamo voluto proprio dedicare questa puntata a quelli che sono i piatti tipici, insomma, di questa manifestazione, le tradizioni del Friuli, le ricette, e poi scopriremo come questo si coniuga molto bene anche un po' con altre realtà della nostra regione. Partiamo proprio con una delle ricette che si trova anche a Friuli Doc, che fa parte della tradizione, quella carnica in particolare, ma non solo, e che è la ricetta di una nostra ascoltatrice. A raccontarci la nostra Maria. Ben trovata Maria, e ovviamente ad accompagnarci c'è anche la nostra nutrizionista Claudia Casarsa. Buongiorno. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti, ben ritrovata anche a te Claudia. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dicevi benissimo Barbara, perché la ricetta di oggi è una ricetta veramente molto interessante. Arriva dal blog di questa nostra ascoltatrice Tiziana, il suo blog è ilfogolar.com, e parliamo della ricetta. Adesso io lo dirò in modo sbagliato, poi lo facciamo dire in modo giusto alla nostra nutrizionista, sempre anche molto esperta di tradizioni friulane, e io dico i chalsons. Claudia, correggimi. Chalsons. È quasi uguale, ma c'è un suono un po' diverso. Ripeti, scusa? Chalsons. Perfetto, ottimo. Adesso che abbiamo imparato anche questa nuova parola friulana, andiamo a scoprire la nostra ricetta. Partiamo dagli ingredienti. Per la pasta vi serviranno 250 g di farina, acqua tiepida, un pizzico di sale e un uovo per spennellare. Per il ripieno 300 g di patate, una cipolla piccola, 50 g di burro, 2 cucchiaini di cannella, 100 g di uva sultanina, 80 g di zucchero, una grattatina di noce moscata, mezzo cucchiaino di sale, pepe, qualche fogliolina di menta. Infine, per il condimento 80 g di burro, un cucchiaio di zucchero di canna, ricotta affumicata e un pizzico di cannella. Quindi una ricetta che va un po' a unire il gusto dolce al salato, ma scopriamo di più anche con la preparazione. Preparate quindi la pasta amalgamando farina, acqua e sale, lasciate riposare intanto che preparate il ripieno. Appassite la cipolla tritata nel burro, va cotta molto bene, ci sottolinea la nostra ascoltatrice, lessate le patate tritate e gli altri ingredienti tutti assieme. Versate quindi il trito, la cipolla appassita in una ciotola e schiacciate le patate. Mescolate tutto amalgamando gli ingredienti. Stendete la pasta sottile aggiungendo farina se necessario. Ritagliate quindi dei dischi, ci racconta che lei ha utilizzato un bicchiere da 7 cm di diametro, e su ogni disco disponete un pochino di ripieno. Spennellate i bordi con uovo sbattuto e chiudete poi i chalsons, buttateli in acqua bollente e salate. Appena verranno a galla raccoglieteli con un mestolo forato e disponete in un piatto caldo. Condite con burro fuso, dove avrete sciolto lo zucchero di canna, un pizzichino di cannella e ricotta affumicata. Secondo la nostra ascoltatrice, ci racconta, stanno bene con un buon Müller Thurgau. E buon appetito naturalmente. Ottimo suggerimento per questo ottimo vino. Tra l'altro parleremo più tardi anche di vino. Approfondiremo magari l'argomento proprio dopo la nostra spesa, il nostro appuntamento dai supermercati Bosco, perché insomma quando c'è una bella manifestazione in regione è bello poi riproporla anche a casa. Potrebbe essere ad esempio lo spunto per una cena a tema, sia con degli invitati che con la propria famiglia. E allora oggi noi abbiamo voluto raccontarvi che cosa dovete prendere al supermercato, dai supermercati Bosco, naturalmente punto di riferimento per qualità e convenienza, se dovete appunto preparare il frico. Sentiamo un po'. Ben ritrovati cari amici di Radio Chef. Questa settimana, come sapete, è la settimana di Friuli Doc, e quindi si rivivono in questa manifestazione che partirà proprio da oggi, 9 settembre, fino a domenica 12 settembre. Si parte proprio parlando delle tradizioni friulane. Allora noi qui dai supermercati Bosco abbiamo deciso di raccontarvi come anche voi potreste rivivere questa manifestazione nella vostra cucina, oppure proporla agli vostri amici e alle vostre amiche. Parliamo di frico. Infatti io sono qui nel reparto verdura proprio perché, come sapete, il frico, questo piatto tradizionale della cucina friulana, parte dalle patate e dal formaggio. Ma vi racconto un po' di storia. Pensate che la prima testimonianza di questa preparazione morbida a base di formaggi sul territorio friulano risale addirittura alla metà del 400.
quando il maestro Martino preparava al patriarca di Aquileia Ludovico Trevisan il caso in patelecte, una deliziosa ricetta scritta anche nel libro De Arte Coquinaria che appunto questo cuoco scrisse. Ingredienti molto semplici: formaggio grasso, né troppo vecchio né troppo salato, tagliato in fettolini, strutto fresco per non farlo attaccare in padella, erbe o spezie per condire e poi dritto nel piatto perché il frico si mangia caldo caldo. La ricetta era probabilmente di origine carnica, poiché altre fonti riportano come il frico rappresenti, insieme alla polenta soda preparata con la farina di mais, il pasto tipico dei contadini durante il loro lavoro. È probabile inoltre che anche la versione croccante fosse usata dai boscaioli, infatti era il cibo più comodo da portare con sé sulle montagne durante il periodo del lavoro. La natura di piatto povero del frico, nato da quanto c'era a disposizione, è confermata anche dal fatto che veniva spesso usato per non sprecare i famosi ritagli di formaggio che avanzavano nella realizzazione delle forme, quelli che appunto oggi si chiamano strissulis e con i quali ancora oggi si prepara un piatto gustoso. Ma ci sono ancora tante curiosità da sapere su questo piatto. Eh sì, Barbara, come dicevi, proprio il perché si mangia il frico in Friuli è dato dal fatto che era un piatto del riuso. Ancora oggi si utilizza come piatto del riuso perché servono pochissimi ingredienti, come sottolineavi, le patate, insomma il formaggio e la cipolla, e il piatto è pronto. Uno dei prodotti proprio nelle montagne friulane che non mancava mai era proprio il formaggio. Per fare il frico perfetto si utilizza quella parte, come diceva Barbara, che proviene un po' dagli scarti, ma esistono poi due macro varianti di frico. Parliamo del frico friabile e del frico morbido. Quello friabile prevede la cottura di un solo formaggio grattugiato in olio abbondante o in una padella antiaderente. Quello morbido invece può essere filante o croccante e ha delle diverse tipologie, del diverso minutaggio di cottura, per farci un'idea. E poi prevede l'aggiunta di patate oppure patate e cipolla, talvolta viene preparato anche con le mele, una ricetta che abbiamo visto proprio nell'ultimo show cooking qui ai supermercati Bosco di Trieste. Ma se volessimo parlare anche di formaggio, qual è il migliore da utilizzare? Beh, lo sapete, il Montasio. Un Montasio che è perfetto, si mostra perfetto anche per gli intolleranti al lattosio, perché vi basterà scegliere un formaggio, un Montasio stagionato oltre i 60 giorni e questo non contiene naturalmente il lattosio. Al burro potete poi andare a sostituire anche un po' d'olio e quindi il piatto è pronto anche per gli intolleranti al lattosio. Ma andiamo a scoprire di più sulla ricetta tradizionale del frico, Barbara. Eh sì, cara Maria, come molti piatti della tradizione friulana, anche il frico ha una variante diversa, come ci anticipavi tu, per ogni famiglia, per ogni borgata. Pensate, eravamo prima nel banco salumi, a Sauris si prepara con lo speck, ad esempio, oppure lo ci si può aggiungere. Comunque ora vi racconterò la ricetta del frico friulano che propone l'ERSA, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, rigorosamente made in Friuli Venezia Giulia, con l'aggiunta appunto delle patate. Vi serviranno 250 g di patate a pasta gialla, 30 g di burro, 260 g di formaggio, dei quali metà freschi e metà stagionati, suggerisce questa ricetta Montasio, Latteria e Malga. 50 g di cipolle a buccia bianca, sale quanto basta e pepe quanto basta. Faremo sciogliere in padella antiaderente il nostro burro, facciamo appassire la cipolla tritata e dopo aver pelato le patate le tagliamo a fettine molto sottili. Aggiungiamo le patate e la cipolla, quando ormai sfaldata facciamo cuocere il tutto a fuoco medio per circa 30 minuti, ovviamente mescoliamo regolarmente. Saliamo e pepiamo a piacimento, aggiungiamo il formaggio tagliato a cubetti piccoli, mescoliamo fino a quando non è completamente sciolto. Quindi abbassiamo il fuoco e completiamo la cottura fino a quando non si sarà formata una crosticina sul fondo. Girate il frico come se fosse una frittata e continuate a cuocerlo finché non si sarà formata la stessa crosta anche sul secondo lato. Servite il frico ben caldo, tagliatelo come preferite, accompagnate con polenta brustolita e soprattutto con un buon vino rosso. Potete scegliere il Cabernet Franc ad esempio, oppure potete provare un refosco dal peduncolo rosso, o ancora, per chi vuole veramente provare in toto le tradizioni friulana, con del friulano ex appunto Toccai, così che lo trovate scritto ancora in tantissime ricette. Ma chiudiamo con anche qualche piccolo consiglio extra sul frico e le sue varianti.
Eh sì, parliamo anche di curiosità dal punto di vista nutrizionale. Beh, si sa, il frico è composto prevalentemente da grassi che però non vanno demonizzati, piuttosto dosati e abbinati con un giusto criterio, ci ricorderebbe anche la nostra nutrizionista. Un momento importante nella preparazione da tenere d'occhio anche dal punto di vista nutrizionale è la cottura. Quando il burro viene sciolto in padella è importante non superare il punto di fumo che si avvicina circa ai 130 gradi. Una volta che avrete preso la mano, insomma, capirete anche voi quando avrete raggiunto questo punto. Allontanate quindi anche per brevi periodi la padella dal fuoco e l'accorgimento quindi è mantenere proprio la giusta temperatura. Ricordiamoci poi che la croccantezza del frico non si forma in cottura ma durante proprio la fase del raffreddamento, anche questa è una fase importantissima. Un accorgimento che si potrebbe fare per rendere il nostro frico un po' più leggero è quello della cottura al forno. Vi basterà cuocerlo a circa 150 gradi per 15 minuti. State sempre attenti alle quantità, ad esempio vi basterà utilizzare 50-60 grammi di formaggio, 10 grammi di burro per avere circa 20 grammi di grassi nel piatto, quindi un buon livello. E poi parlavamo anche di abbinamenti, perché ricordando anche i carboidrati ci possiamo avvicinare a una bella fetta di polenta che è perfetta proprio dal punto di vista anche della tradizione, oppure dato che ci stiamo avvicinando al periodo, anche della buona zucca per abbinare un po' di fibre. Vi abbiamo dato dei consigli per preparare il vostro Friuli Doc grazie appunto ai supermercati Bosco. Ovviamente seguiteci in questi giorni perché da Friuli Doc, dal frico a tante altre ricette, vi racconteremo questa manifestazione in diretta. E seguite anche i supermercati Bosco sui social e sul sito gruppobosco.it, dove potrete trovare il supermercato più vicino a voi. Benissimo, questi insomma tanti piccoli accorgimenti proprio per portare a casa un po' di Friuli Doc. Io prima chiudo un po' dedicandomi invece alla parte dei vini. Vi abbiamo consigliato anche il friulano, ma più che altro un vino che potreste servire anche per un aperitivo se volete proprio ripercorrere delle tradizioni enologiche proprio del Friuli, ma ovviamente di vini in Friuli ce ne sono molti, ve ne racconteremo anche nei prossimi giorni nella nostra regione. Va benissimo tra l'altro anche per un aperitivo, quindi se volete fare un po' per un aperitivo a tema Friuli Doc lo potete utilizzare. Si sposa bene anche con minestre, risotti di erbe, anche con il risotto di scampi oppure frittelle di patate al montasio, bene anche con il nostro frico, ma se vogliamo diciamo sconfinare va bene anche con il radicchio di Gorizia, la pancetta di Cormons, con i gamberoni. Ricordiamo sempre le temperature di servizio tra gli 8 e i 10 gradi. Va ovviamente il tipico bicchiere insomma del vino bianco, a meno che appunto non sia un friulano invecchiato nelle botti di legno, allora useremo quei calici molto più ampi. Per quanto riguarda la tradizione, come dicevamo nel nostro appuntamento dai supermercati Bosco, nel 2007 il Tokai friulano, dopo una lunga vita, rinasce con il nome appunto di friulano. Ha dovuto cambiare questo nome perché era una risonanza con il Tokai invece ungherese, che si scrive con la K, che però è molto diverso sia per il tipo di vino, perché uno è secco e l'altro è dolce, quello ungherese, sia per le uve che lo compongono. Comunque il nostro friulano ha un gran profumo floreale, maschile, ha un gusto pieno, grande personalità, con questa nota finale di mandorle, ed è il bianco più amato dai friulani e non solo, lo è sempre a prescindere dal nome. Visto che abbiamo parlato di frico, se volete fare un aperitivo con il friulano si sposa bene anche con le cialde di frico. E a proposito insomma di piatti della tradizione, ovviamente insomma abbiamo dato la ricetta del frico, ma abbiamo anche detto in questo appuntamento che ogni famiglia, ogni borgata ha le sue particolarità per il frico. Claudia, vero? Beh, sì, dipende in effetti anche poi dalla zona, anche perché poi appunto le vecchie latterie sociali c'è anche molto di tradizione, anche il Montasio di Fagagna, quindi basta poi cambiare zone e anche lo stesso frico cambia gusto. Piccola particolarità, il discorso tradizione per quanto riguarda appunto la cultura enogastronomica dipende proprio dal fatto che le procedure per le quali si ottengono questi piatti hanno almeno una tradizione che deriva da 25 anni. Allora così entrano a far parte proprio dei cosiddetti piatti di tradizione. Perciò l'ERSA, che voi avete anche nominato, di anno in anno, diciamo così,
come si dice, aggiorna questi piatti della tradizione, perché ce ne sono alcuni che sono magari entrati anche da poco per la loro storia, altri come Chialcions, che ovviamente hanno una storia che mi sembra risalga intorno all'800, sono veramente dei piatti antichi, oppure lo stesso frico da quando è stata fatta la documentazione. Così vale anche per altri piatti, per altri anche salumi, anche le tradizioni ad esempio proprio anche di certi salumi come derivati anche dall'oca, no? Che derivano ancora dai Celti, diciamo, che poi vendevano le oche ai Romani. E quindi questi sono i piatti della tradizione, che ovviamente dai più antichi a quelli più aggiornati. E il discorso appunto del frico, ritornando al frico perché non è che mi sono scordata, sì è vero, ogni famiglia, così come i Chialcions, ovviamente uno poi rimette un po' a punto, magari qualcuno aggiunge un'erbetta di più, mi riferisco magari al ripieno, ecco, dei ravioli, dei Chialcions, o modifica così anche in base magari proprio agli ingredienti del territorio. Verissimo, abbiamo anche dato l'alternativa col formaggio stagionato per chi appunto non potesse appunto mangiare latte o appunto fosse intollerante. Voglio anche ringraziare l'ERSA, visto che l'hai nominata anche tu, Claudia, perché le informazioni sui vini che vi abbiamo dato sono proprio contenuti nel libretto dedicato ai vini del Friuli Venezia Giulia, realizzato proprio dall'ERSA con testi del giornalista e critico enogastronomico Walter Filipputti, quindi vale la pena insomma anche scoprire queste delizie, ma anche scoprire di più sui nostri vini. Sì, poi se mi permettete, ecco, c'è anche il Merlot, che forse ecco ora è un pochino diventato, è un po' dimenticato, no? È stato un po' soppiantato anche da questi altri Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, ma anche questo fa parte della nostra tradizione. Sicuramente era il vino che accompagnava molto più spesso il frico, almeno così mi ricordo, anche con i nonni, quando a tavola era molto più spesso messo il Merlot. Quindi potete scegliere, ma insomma le proposte saranno molte e noi torniamo invece con Radio Chef tra poco, subito dopo la pausa, proprio per raccontarvi ancora di piatti di questo mese di settembre e della tradizione friulana. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima.
E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Well, I'm right by your side. Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una Ben diretta ritrovati Facebook. cari amici a Radio Chef, i gusti dell'estate, perché siamo ancora in estate. Settembre è sicuramente un momento molto suggestivo dell'estate, tutto da gustare. Abbiamo parlato delle tradizioni del Friuli, appunto ispirandoci a Friuli Doc, che parte questo pomeriggio. A questo proposito vi ricordo di seguirci anche in diretta, perché seguiremo l'inaugurazione, ci saranno le interviste, quindi avrete modo di scoprire tante curiosità proprio su questa manifestazione anche su Radio.0. Saremo presenti anche a Friuli Doc con il nostro stand, quindi raggiungeteci e venite a portarci le vostre ricette, vero Maria? Eh sì, noi ci troveremo da questo pomeriggio sotto la loggia del Lionello. Ci sarà la possibilità proprio di scrivere sul posto la vostra ricetta, oppure se l'avete già pronta, già stampata, già scritta a mano, potete portarcela direttamente. Ci lasciate il vostro contatto e poi potrete partecipare così alla prossima edizione di Radio Chef e potrete essere poi selezionati anche per una delle nostre finali magari. Esatto, è uno dei piatti che fa parte sicuramente anche della tradizione, ma la troviamo ad accompagnare tante deliziose pietanze anche Friuli Doc, che è la polenta. Questo piatto che insomma è servito un po' da soluzione in tanti casi, semplice da fare, ma che oggi riscopriamo anche perché è a base di mais, quindi una buona alternativa anche al glutine. Ma Maria, abbiamo anche qualche piccola informazione che hai preparato sulla polenta, perché poi io invece ho una ricetta molto sfiziosa per utilizzarla. Eh sì, volevo ritornare un po' sulla storia anche della polenta, magari alcuni la conoscono già, ma facciamo qualche piccola curiosità, grazie anche al sito di Sale e Pepe. La ricetta della polenta infatti ha origini antichissime e la sua storia è connessa anche con l'evoluzione proprio dell'uomo. Infatti già i babilonesi, gli assiri e gli egiziani usavano prepararla con miglio e segale. I greci poi la realizzavano invece con la farina d'orzo e ne esistono poi infinite varianti a seconda anche degli alimenti disponibili. I romani la chiamavano puls e più tardi pulmentum, ed era a base di farro o una miscela che includeva semi di leguminose. È da notare poi anche che in alcune regioni del sud Italia tuttora c'è una polenta a base di fave, con la quale si accompagnano anche delle verdure come ad esempio la buonissima cicoria. Poi con la scoperta dell'America arriva il mais anche in Europa e in poco tempo anche in Italia. La coltivazione di mais si diffuse soprattutto nel nord Italia e con la farina di mais la polenta si trasforma in una pietanza gialla dorata, consumata particolarmente, pensate, negli ambienti poi poveri. Il mais costava poco, infatti la polenta riusciva a riempire la pancia di tante famiglie. Di questo avevamo già accennato in una delle scorse puntate, ma essendo un alimento ricco di carboidrati e povero di proteine, saziava ma non nutriva. Nel corso del tempo è diventata una pietanza tradizionale, un'identità culturale di appartenenza territoriali e di varie regioni come la nostra, il Friuli Venezia Giulia. Pur mantenendo la sua caratteristica di cibo rustico, la polenta oggi è anche usata per piatti ricchi ed elaborati, priva di glutine e adatta quindi anche, come dicevi Barbara, per i celiaci. Ad esempio in Friuli si utilizza la farina di mais bianca, giusto Claudia? Sì, giustissimo, che è proprio una particolarità. Che viene ottenuta, ci ricordano anche che viene ottenuta, cioè dalla quale si ottiene poi la polenta bianca. Si utilizza poi tantissimo anche in giro per l'Italia la polenta gialla, quindi con la farina di mais, e ci sono veramente tantissime ricette. Se vuoi intanto raccontarci qualcosa di più, Barbara, poi c'è ancora qualche segreto da Sale e Pepe.
Sì, abbiamo una bella ricetta ed è dal libro, insomma, che ci aveva anche donato la nostra Fabiana Romanutti di QB, perché è un libro edito proprio da QB, In cucina con il mais, di Giulia Godeassi. Io vi assicuro che trovate tante gustose ricette ispirate alla polenta, ma non solo. E quello che vi racconto oggi sono dei quadrotti con pancetta e salvia, un modo gustoso e originale proprio per servire la polenta con il profumo inconfondibile della salvia, che poi anche profuma, come dire, molti passaggi del Carso triestino e non solo, anche quello goriziano, una delle erbe aromatiche che tra l'altro si usa di più nella cucina del Friuli Venezia Giulia. Quindi vediamo un po' questi quadrotti come si preparano. Vi serviranno 500 ml di acqua, 100 g di farina di mais bramata, 3 foglie di salvia fresche, 20 g di burro, 2 cucchiai colmi di parmigiano reggiano grattugiato, 150 g di pancetta affettata, un filo di olio di oliva extravergine, sale e pepe quanto basta. Andremo a preparare in un pentolino una polentina seguendo la ricetta base. Dopo circa 30 minuti di cottura spegniamo il fuoco, mantechiamo la polenta aggiungendo la salvia tritata, il burro, il parmigiano, il sale e pepe. Rivestiamo una piccola teglia con cartoleata e risvoltiamo la nostra polenta. Livelliamo la superficie e facciamo raffreddare. Tagliamo con un coltello affilato dei quadratini di 5 cm di lato, dello spessore più o meno di 2 cm. Volgiamo ciascuno con 2 fettine di pancetta. Proseguiamo fino all'esaurimento di tutti gli ingredienti. Andremo ad oleare con un filo di olio una piastra e la scalderemo bene. Grigliamo i nostri quadrotti a fuoco dolce fino a quando risulteranno croccanti. Serviteli caldi o tiepidi, saranno perfetti per il vostro aperitivo. Prima abbiamo parlato di vini ed ecco qui pronto un altro ingrediente eccezionale per un aperitivo ispirato anche alle tradizioni friulane, ma non solo, anche alla polenta. E Claudia, invece, con la polenta, quali sono gli abbinamenti sì e gli abbinamenti no? Cioè, abbinamenti sì, abbinamenti no. Essendo una fonte così di carboidrati, sicuramente ecco una polenta accoppiata con un primo non lo vedrei. Diciamo polenta, proteine e verdure, perché la polenta può essere il sostituto del pane o di un primo piatto. Poi polenta bianca, per ritornare anche al discorso, scusate, polenta bianca, ricordiamo che la condividiamo con i veneti, perché i veneti e friulani è un mais bianco, non è la farina gialla sbiancata, giusto per precisare che effettivamente è proprio una pannocchia tipica. E questo sarebbe comunque, ecco, veramente un'ottima soluzione alternativa al pane. Beh, sì, sono ottime ricette, anche quella che ci hai raccontato tu, Barbara. Volevo completare anche il nostro percorso sulla polenta con alcuni consigli, perché tanti si chiedono magari come prepararla. Beh, diciamo un alleato fondamentale è il paiolo di rame, o comunque una casseruola antiaderente dal fondo spesso, per preparare proprio la polenta nel modo più tradizionale. Questa, come sapete, dovrà cuocere molto lentamente, quindi dovrete avere un bel po' di pazienza quando andrete a preparare la vostra polenta tradizionale, e potete utilizzare una farina a grana fine, chiamata anche la farina fioretto, o per preparare invece una polenta classica una farina a grana media, la farina invece a grana grossa, la bramata ideale per polente più asciutte. Se invece amate i gusti più rustici e decisi, preferite la farina integrale, o ottima anche la farina taragna. Passiamo ancora a qualche consiglio importante, come diceva Barbara, per la preparazione della polenta sono le porzioni tra acqua e farina. Per 4 persone circa 400 g di farina di mais, decidete insomma quanta utilizzarne anche a seconda dell'accompagnamento che vorrete fare. E poi la grana grossa vuole 1,8 litri di acqua, ce la conta sale e pepe. Per la farina grana media 1,6 litri, per la farina grana fine 1,2 litri. Portate a bollore l'acqua con un po' di sale, non appena inizierà il primo bollore unite la farina a pioggia poco alla volta, continuando comunque a mescolare. Dovrete seguire la vostra polenta per un po' durante tutta la cottura, per naturalmente poi poterla gustare al meglio. Cuocetela per circa 40-60 minuti. Se tendesse troppo ad asciugarsi mentre cuoce, potete aggiungere un mestolino di acqua bollente leggermente salata. Invece, nel caso fosse
troppo morbida, lasciatela ancora sul fuoco per qualche minuto in più. La polenta poi va servita anche su un tagliere di legno e per tagliarla potreste utilizzare, proprio se volete seguire al dettaglio la tradizione, un filo di cotone bianco ben teso, e quindi andrete a tagliare la vostra polenta e poi servirla magari insieme a un buon frico. Chiudiamo sul come conservare la polenta. Infatti potete conservarla per qualche giorno in frigorifero, avvolta magari in un canovaccio da cucina per mantenere insomma anche la sua umidità, mantenere la sua forma. E poi esistono anche, come vi abbiamo raccontato, tantissime ricette anche sul libro della nostra Fabiana Romanutti di QB, che con le quali potete riutilizzare proprio la vostra polenta. La polenta, insomma, l'abbiamo abbinata al vino, però si abbina molto bene anche alla birra spesso e volentieri, e quindi direi di andare a sentire che cosa ci ha raccontato e quali sono le novità che troviamo invece da Birra Campagnolo, che spesso ci propone tutti gli assaggi delle ricette o delle produzioni più interessanti di tutto il Friuli Venezia Giulia, in quel di Muggia, in zona delle Noghere, dove si trova il birrificio ma anche il Beer Garden Campagnolo. Amici di Radio Chef, settembre è un mese a volte un po' malinconico, ma in realtà molto affascinante, mese per metà ancora parte dell'estate, per metà inizio invece dell'autunno, un mese pieno di colori, ricco di prodotti da gustare del territorio, ma anche di panorami suggestivi nella nostra regione tra mare e montagna. E allora noi siamo qui da Birra Campagnolo, che rappresenta bene con i colori delle sue birre un po' tutti i colori di settembre, ma anche ci vuole ricordare che questo mese di settembre è un mese ricco, anche perché si parla di vendemmia ed è anche il mese perfetto magari per gustare qualche prodotto di questi territori, prodotti artigianali della nostra regione nel vostro Beer Garden. Assolutamente, ciao a tutti, benvenuti a settembre, finalmente un mese un pochino, si spera, più fresco. Allora, qui con noi abbiamo Capriccio di Bacco, che è una birra particolare perché è una di quelle birre che si dice stagionali, proprio perché vengono fatte in determinate stagioni dell'anno. Questa birra in particolare viene fatta a settembre perché viene realizzata con il mosto d'uva del Refosco del Peduncolo Rosso. Più in generale potremmo dire mosto d'uva. Si tratta di una birra IGA, Italian Grape Ale, che è una tipologia di birra nata in Italia una quindicina di anni fa e che è cresciuta talmente tanto negli ultimi anni da diventare uno stile riconosciuto a livello mondiale. Ce lo invidiano da tutto il mondo e dobbiamo tenercelo ben stretto. Quindi la particolarità di questa birra nel nostro caso è che utilizziamo il mosto che viene appunto ricavato a settembre dalla vendemmia e quindi noi andiamo a prendere il mosto dal produttore e lo portiamo nel nostro birrificio. Ci vogliono insomma poche ore, pochi giorni al massimo a disposizione, proprio perché il mosto deve poter essere aggiunto al malto e a tutti gli altri ingredienti della birra, in modo tale che cominci a fermentare da subito con i lieviti della birra e non con i lieviti insomma presenti nell'aria, che invece potrebbero andare a portare a un altro risultato. Quindi per questo motivo noi realizziamo tutto in una catena molto veloce, ecco, e poi la birra comunque ha un processo molto lento, ha dei mesi davanti in cui fermenterà in maniera insomma più o meno tranquilla e poi arriverà a primavera e sarà pronta per essere gustata. Ce l'abbiamo già qui con noi perché abbiamo l'annata 2019 realizzata con il mosto del Refosco del Peduncolo Rosso di Cormons, quindi un prodotto locale, e tra l'altro questo è il bello di questa tipologia di birra, perché permette di essere realizzata con dei vitigni locali della propria zona, vitigni autoctoni, ed è questo proprio il bello, perché il produttore di birra può scegliere un vitigno che è tipico della sua zona e in questo modo creare un legame ancora più forte con il suo territorio, che è proprio quello che noi abbiamo come prerogativa alla fine. Bellissimo, insomma un viaggio affascinante. Poi Martina vi aspetta qui ancora all'aperto, perché si sono attrezzati per qualsiasi tipo di tempo, perché sappiamo che settembre è un mese meraviglioso, però può esserci anche qualche giornata un po' più fresca. Beh, non temete, perché da Birra Campagnolo vi aspettano sempre in quest'area esterna, quindi per tutti,
con anche tutto quello che vi può servire per stare sempre al caldo se la birra non vi basta. Sì, esatto. Ricordiamo, Martina, dove vi possono trovare anche tutti i vostri indirizzi social e internet. Allora, ci trovate in strada delle Saline 30 a Muggia dal giovedì alla domenica. Se volete prenotare potete chiamare allo 040 23 23 06, potete andare sul nostro sito internet www.birracampagnolo.it e potete soprattutto visitare i nostri social su Instagram e su Facebook, dove troverete tutte le notizie anche in tempo reale. Io aggiorno continuamente, quindi insomma lì si resta aggiornati di sicuro. Benissimo, allora grazie Martina, Grazie e noi a vi voi. aspettiamo qui da Birra Campagnolo, dove settembre insomma è tutto da gustare. E quando torniamo, insomma, da un momento di relax proprio con Birra Campagnolo, possiamo anche dedicarci un po' a noi stessi. Settembre è anche il periodo in cui si ricomincia, in cui si riprende il ritmo, sono finite le vacanze, è un po' come l'inizio dell'anno, no? Tutto sommato, così come inizia l'anno scolastico. A questo proposito io vi ricordo che la prossima puntata, quella della prossima settimana, si chiamerà proprio Back to School e sarà dedicata alla scuola. E sarà uno spunto proprio per parlare di merende, di alimentazione adatta anche in un momento così di ripresa per tanti studenti, bambini e ragazzi, ma è anche una ripresa, è un ritorno sul lavoro per molti di noi, il ritorno dalle vacanze, quindi dai consueti ritmi decisamente più intensi. Ma che cosa possiamo ricordarci proprio per riprendere questo mese di settembre che per molti è anche un po' malinconico? Possiamo sempre ricordarci che è tempo, anche quando i ritmi sono frenetici, di riprendere le arti che ci piacciono di più, di riprendere la nostra manualità. Questo è un vero e proprio trattamento di benessere, perché ci aiuta a superare positivamente i momenti di ansia e di malinconia, ci fa rilassare, ci fa dormire meglio, rafforza l'autostima, rinnova il desiderio e libera la mente. Possiamo quindi utilizzare quello che ci piace di più, la pittura, la scultura, la recitazione, la musica, senza aspettarci risultati eccezionali, semplicemente per effettuare questo percorso di crescita e di divertimento che andremo a vivere in leggerezza da soli o, perché no, con i nostri amici fidati. Ognuno di noi ha le sue attitudini e i suoi talenti, nascosti dagli impegni della vita moderna che sacrifica la nostra creatività. Cerchiamo di tirarli fuori, perché dedicarsi alle attività manuali è sicuramente un modo naturale di liberare la nostra testa, ma anche l'animo dalle preoccupazioni. E poi, visto che abbiamo parlato di manualità e abbiamo parlato di polenta, vi svelerò un piccolo segreto. Non buttate mai le barbe del mais se lo acquistate intero. Questi filamenti che fuoriescono dalla pannocchia svolgono infatti una preziosa azione decongestionante. Come dovete utilizzarli? Fateli essiccare e conservateli, perché saranno utilissimi per preparare delle tisane molto efficaci in caso di infiammazioni alla vescica, alla prostata, ma anche per contrastare i dolori reumatici. Come si dice, della natura non si butta niente. E poi, per dedicarvi ai vostri hobby, alla creatività, alla manualità, oppure al giardino, che in questo periodo di ottobre si fanno tanti lavori, e assolutamente in cucina, ci vuole sempre l'utensile giusto, Maria. Eh sì, naturalmente noi ci rivolgiamo subito agli esperti di Affila Utensili Natisone, che trovate sulla strada Cividale Peroleis presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, e sul sito affilautensili.com, con tantissimi utensili standard e anche più speciali che vanno dall'idea proprio al prodotto finito. Affila Utensili vi aiuta anche con progettazione e realizzazione di utensili per ogni vostra esigenza, e poi vi aiuta, come dicevamo, per cucina, ristorazione, casa, ma anche fai da te, hobbistica, veramente in tutti i campi. Affila Utensili è il consiglio giusto per voi. Se avete quindi qualche richiesta anche riguardo all'affilatura dei vostri utensili che avete a casa, potete andare sul sito, come dicevamo, affilautensili.com, oppure chiamare anche il numero che vi abbiamo mostrato sulla diretta in sovraimpressione, che trovate direttamente sul sito. Benissimo Maria, e noi invece ora facciamo una piccola pausa, perché poi vi parleremo di acqua Dolomia, da sempre con noi, con anche sfiziose ricettine perfettamente in tema con l'argomento di oggi. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima.
E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. È tempo quindi qui a Radio Chef di ritornare alle nostre ricette. Abbiamo vissuto in questa puntata un po' le tradizioni del Friuli Venezia Giulia, in particolare della cucina friulana, tra Chialsons, credo di averlo detto similmente, e poi naturalmente il frico, la polenta, tutte tradizioni che continueremo a vivere in questi giorni a Friuli Doc fino a domenica, ricordiamo 12 settembre, ci saranno veramente tantissimi appuntamenti, ma noi vi aggiorneremo anche con le nostre dirette. Adesso passiamo invece a una ricetta che arriva sempre dalla cucina italiana, insomma, e che oggi abbiamo voluto replicare nelle cucine di Radio.0. Parliamo della farinata, questa ricetta insomma tipica toscana, se non sbaglio, poi magari la nostra nutrizionista ci darà qualche punto in più, e che noi abbiamo realizzato con l'aiuto naturalmente di Acqua Dolomia, che ci accompagna in tutte le ricette. Per prepararla vi serviranno circa 200 grammi di farina di ceci per una teglia di circa 28 cm di diametro, 400 ml
di acqua fresca, circa 8 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta, e poi potete insomma utilizzare tutte le spezie che volete, oppure utilizzare anche del rosmarino. In una ciotola impastate, quindi setacciate la farina di ceci, ricordate che è sempre meglio setacciare, e poi aggiungete l'acqua, naturalmente acqua dolomio, potete provare anche con l'acqua frizzante se preferite. Aggiungete quindi sale e pepe a piacere, continuate a mescolare il composto che dovrà essere liquido e omogeneo. Aggiungete i 3 cucchiai circa di olio. Non è indispensabile, ma potete lasciare riposare poi l'impasto, insomma. Non serve metterlo in frigorifero, vi basterà lasciarlo dove l'avete preparato e lasciatelo riposare per qualche ora secondo la ricetta tradizionale, oppure potete cuocerlo anche subito in forno. Versate quindi il liquido in una teglia, in un contenitore di circa 40 cm, di circa, abbiamo detto, 28 cm di diametro, ricoperto da carta da forno. Un segreto è quello di bagnare la carta da forno, e poi potrete darle insomma la forma che deciderete. Date poi un filo d'olio ancora in superficie, aggiungete il vostro rosmarino e cuocete in forno preriscaldato a circa 200 gradi per 20 minuti, o comunque fino a quando la superficie non risulterà dorata. Poi continuate la cottura per circa altri 5 minuti, modalità grill, tagliate a spicchi e servite la vostra farinata. Intanto nel nostro video stiamo vedendo anche la preparazione della ricetta in modalità un po' velocizzata, e Acqua Dolomia ci accompagna veramente con queste ricette speciali. Oggi abbiamo scelto di utilizzare l'acqua naturale, ma sul nostro sito, anche sulle nostre puntate, troverete le nostre ricette acqua frizzante. E intanto questa farinata, devo dire, mi è piaciuta molto, quindi potete provare a prepararla a casa. E questa fatta con la farina di ceci, insomma, anche il valore, diciamo, dal punto di vista nutrizionale è ottimo, Claudia. È ottima, tradizione anche ligure, perché non dimentichiamo che è proprio tradizione ligure, e in più io spero che le mamme, ecco, abbiano veramente preso nota della ricetta, perché abbiamo ricordato la prossima puntata sarà back to school, quindi rientro a scuola, ed ecco qui un'ottima merenda da portarsi effettivamente a scuola. Così anticipo, diciamo, un pochino alcune tematiche della puntata prossima. E intanto io vi ricordo che sul sito acquadolomia.it e anche su tutti i social potete trovare gli aggiornamenti. Intanto è uscita una bella novità per Acqua Dolomia, di cui vi racconteremo anche nelle prossime puntate. Parliamo della nuova linea Dolomia Premium in vetro, con la sua distintività, che è il colore dell'Errosadira, il tono roseo che assumono le Dolomiti al tramonto, ma il suo formato è tutto nuovo, quindi potete scoprirlo, amanti anche dell'acqua in vetro e coloro che non vogliono rinunciare all'alta qualità. La trovate in tutti i supermercati di qualità e anche nella grande distribuzione, quindi andatela a cercare, richiederla e portatela naturalmente sempre con voi, sempre un po' di Acqua Dolomia per la vostra quotidianità. Benissimo, e direi quindi che passiamo ancora a qualche curiosità da Friuli Doc, ma prima, pensando anche al back to school, andiamo a sentire i consigli, Barbara, se ti va bene, della nostra mini chef Giorgia. Che dici? Direi di sì, sentiamo Giorgia cosa ci racconta. In questa nuova puntata del giovedì, io sono Giorgia, come ben sapete, e oggi vi propongo una buonissima torta Sacher. Oggi non mi soffermo molto a dirvi la ricetta, cioè gli ingredienti, come viene preparata, vi dico una piccola curiosità e vi lascerò la ricetta nelle immagini seguenti. Posso dirvi che la torta Sacher è una torta tipo cake al cioccolato fondente, inventata dal pasticcere, allora sedicenne addirittura, Franz Sacher, per un principe chiamato Metternich, se non dico male, nel 9 luglio 1832 a Vienna, quindi in Austria. E ci sono anche dei benefici di questa torta. Oltre ad avere la marmellata all'albicocche, che si può facilmente fare a casa con zucchero e albicocche, c'è anche il cioccolato, che se non viene assunto molte volte e molto spesso può fare bene ai neuroni del cervello a non farli invecchiare. Questa è la curiosità che ho letto poco fa, e quindi per i più golosi, cosa dire, non invecchierete di sicuro certo adesso. Però sono sicura che voi ne farete buon gusto di questa torta e la assaggerete sicuramente 1000 e altre volte. Io adesso vi saluto. Vi auguro buon inizio scuola a tutti i bambini, perché anche io tra un po' devo iniziare la scuola e sono stra-emozionata. Mancano, se non mi sbaglio, 6-5 giorni. Sono così in ansia che neanche conto adesso. Bene, io vi saluto
Un bacione e ci vediamo la prossima settimana, sempre di giovedì, tra le 12:30 l'una e l'1:10, l'1:20 e l'1:30. Insomma, state collegati sempre su Radio.0. Ciao! Grazie Giorgia per questa super ricetta che io voglio velocemente anche raccontarvi. Parliamo della Sacher, quindi vi serviranno 125 grammi di cioccolato fondente, 110 grammi di burro, 150 grammi di zucchero, 5 uova, 110 grammi di farina 00, 30 grammi di zucchero a velo, un pizzico di sale e 200 grammi di marmellata. Dividete i tuorli dagli albumi e insomma mescolate questi ultimi con lo zucchero semolato fino ad ottenere una tipo meringa. Fondete a bagnomaria il cioccolato e fate raffreddare. Intanto montate lo zucchero a velo con il burro e successivamente incorporate i tuorli fino ad ottenere una crema liscia e morbida. Aggiungete infine il cioccolato e mescolate. Unite i due composti aggiungendo poi la farina e cuocete il tutto in una teglia rotonda a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Una volta cotta e raffreddata potete aggiungere insomma la marmellata e decorare a piacere. Grazie Giorgia per la sua super ricetta che ci avvicina un po' anche ai prossimi appuntamenti in Friuli Venezia Giulia. Esatto, invece noi torniamo a parlare di luna e di natura con il nostro mitico calendario lunare e oggi siamo giovedì 9 agosto e siamo in fase di luna crescente, quindi che cosa potete fare in questi giorni? Ma innanzitutto dedicarvi a dei bagni rilassanti oppure anche a bere molta acqua, come dicevamo prima con acqua dolomia, e ancora dedicatevi alla cura dei vostri capelli, anche perché insomma adesso siamo tornati da un periodo di sole e di mare, quindi i nostri capelli hanno bisogno di essere un po' coccolati. Ancora invece nei giorni successivi, venerdì e sabato 10 e 11 settembre, saranno giorni perfetti innanzitutto per dedicarvi all'amore da tutti i punti di vista, sia che sia quello di coppia, che l'amore per le vostre passioni più grandi, i vostri passatempi o anche quello per gli amici. E poi anche tempo di dedicarsi a fare un po' di yoga o affinare le vostre tecniche di rilassamento. Infine rimane il consiglio di bere molta acqua. Infine, per questo fine settimana il consiglio è: dedicatevi alla ginnastica mirata, tenetevi sempre in forma approfittando magari dell'estate che ci ha regalato quella marcia in più. Claudia, invece tu hai qualche consiglio da darci, visto che siamo a fine estate, abbiamo parlato di cura dei capelli, sappiamo che l'alimentazione è sempre molto legata anche con il benessere della nostra capigliatura. C'è qualche dritta così veloce e semplice che ci vuoi dare? Allora, non ci sono, alimentazioni magiche, ma in questo caso, in caso se la caduta dei capelli è importante, bisognerebbe un pochino approfondire la motivazione. Potrebbe essere legata anche a problemi di tiroide, per il resto magari anche un piccolo integratore. L'alimentazione variata è sempre la miglior soluzione. Occhio, perché probabilmente d'estate siamo anche stati più naturale sregolati. si è stati più sregolati, magari si è un po' più abusato di alcuni alcolici, quindi cerchiamo un attimino così di rimetterci in carreggiata. Approfittiamo comunque di avere questo menù variegato con verdure e frutta. E poi eventualmente, se proprio il problema è veramente molto importante, rivolgiamoci così a qualche aiuto da qualche specialista. Ci sono anche degli impacchi che si possono fare, molto utili, consigliati però un po' più in là, quindi proprio in questi primi giorni di luna crescente, e potete utilizzare l'olio di ricino. Dovrete fare degli impacchi di 5 minuti se sono sfibrati, invece utilizzeremo l'olio di lino. Se sono aridi, allora andrà bene il gel di aloe vera, che darà un po' di nutrimento. Se cadono, un po' di olio di neem, che favorisce la ricrescita e contrasta la forfora. Anche per utilizzare ovviamente questi rimedi naturali, date sempre un po' un'occhiata alle indicazioni e fate attenzione anche ad eventuali allergie. Certo, certamente. Anzi, hai ricordato, in effetti anche arricchire così la propria alimentazione con degli omega 3 sarebbe proprio il caso, anche appunto mangiare anche i semi di lino. Il miglio è un ottimo anche così integratore, nel senso che poi inseriamo questo cereale più spesso nella nostra alimentazione. Vero.
Verissimo, cara Claudia. E allora, tra l'altro, anche nei condimenti, no? Magari possiamo usare qualche olio diverso per aiutarci un po'. Allora noi con questo chiudiamo, vi aspettiamo a Friuli Doc per raccogliere le vostre ricette, ci sarà la nostra scatola magica dove ci arrivano ricette veramente sempre interessanti, anche perché potreste essere proprio voi i prossimi protagonisti degli show cooking di Radio Chef. Partiremo presto anche con la prossima edizione, ma ora pensiamo a goderci Friuli Doc e soprattutto continuate a seguirci tutto il giorno perché saremo in diretta proprio da Udine per svelarvi i segreti, la cucina dei Friuli Doc, le tradizioni, le novità, ma anche per divertirci un po' con i social. Passate a fare la foto da condividere su Instagram. Eh sì, passate a trovarci sotto la loggia del Lionello e scriveteci anche alla nostra mail radiochef@radio.0.it o al 338 611 6060 su WhatsApp e Telegram. Ci trovate un po' ovunque, quindi la scelta è veramente ampia. Seguiteci fino a domenica per Friuli Doc, venite a trovarci e a salutarci naturalmente. Avremo modo anche di commentare magari insieme la ricetta che ci porterete. Vi aspettiamo, grazie alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa. Grazie a voi, buon fine settimana a tutti. Grazie Maria e grazie a Igor da Milano alla regia. Ciao a tutti, buona giornata.